Buonasera a tutti, ringrazio a tutti per essere venuti, speriamo che tutto andrà bene. Ringraziamo a tutti i sponsor che hanno sponsorizzato la nostra associazione e speriamo che tutto andrà bene. Quest'anno è stato un anno particolare per il cinema perché appunto con la storia del Covid ci sono state delle complicazioni, il Festival del Cinema quest'anno è andato un po' così, però noi siamo duri, non insistiamo e porteremo a termine questo progetto come abbiamo sempre fatto, non abbiamo mai mollato. Se ci sono eventualmente sponsor che vogliono collaborare, da noi sono benvenuti, perché questo è un periodo un po' delicato per il cinema italiano, anche se è stato dato più spazio al cinema italiano quest'anno, perché le major di Hollywood si sono un po' ritirate con lo scuso dei tamponi. Pensate che chi veniva a questa differenza doveva fare 2 tamponi, uno all'aeroporto e uno alle ceste prima del red carpet. È stata una sfida anche quella perché non si era deciso di non farlo, hanno deciso di farlo a fine maggio. Saluto tutti gli amici di Caffè 24. Io sono la figura del viandante nel film che si girerà nei bei borghi di Padova, nei bei borghi medievali di Padova. È una semplice figura, umile ma intensa, quindi una realtà attuale, oltre che passata, e dove si svolge questa situazione di intrighi al quale io sono anche spettatore alla fine, essendo anche protagonista e attore di una situazione veramente goliardica, diciamo così, forte e goliardica. Ciao Caffè 24. Ciao Caffè 24. Okay. E poi chi abbiamo? Viola, saluta Caffè 24. Ciao Caffè Con la mano. 24. Ciao. Ok, loro sono le nostre fan. Faccio il consulente finanziario e finanzio anche i film. Ebbene, Ho fatto il film Il caso Ferri, scusami, e io faccio la parte del serial killer musicale. infatti io ho visto una parte tua che hai fatto nel film del killer, perché lui ha la staffa del killer, lui è un gigante buono, ragazzi, lui è Alessandro. Va bene, donne, sento il telefono che squilla. Tutti oggi, questa sera, i migliori, i più belli hanno il telefono che squilla. Il mio non squilla mai però, neanche lui. Io so che tu hai un maneggio di cavalli. No, non è proprio mio, ma la svolta alla prossima interpretazione verrà messo lo sterato, anche le scene più belle dove ci stavano proprio campi sterati all'epoca di una volta dell'Ottocento. Amici di Caffè 24 sono qui con Manolo, come? Zoia. Manolo Zoia. Sono passato di qua perché mi dicono che questa è una delle pizzerie dove tu fai una delle più buone pizze di Padova. Me lo confermi? Certo, lo conferma i migliaia di clienti che abbiamo in tutta Padova. Zoia Graziella. Zoia Canzero, lei è la sorella del pizzaiolo allora. Il pizzaiolo, sì. Ma lei è venuta qua per mangiare la pizza stasera? Ed era buonissima. Buonissima. Dicono che è buona. Super buona. Ciao Caffè 24. Ciao Caffè 24. Da Zoia Graziella. Ok. Ho sentito in zona Sacro Cuore, che siete una famiglia numerosa voi. Quanti fratelli siete? 11. E tu sei la settima. settima. Come ti chiami? Zoia Consuelo. Lei è il fratello, mi diceva, di Manolo. Sì, è più piccolo. E quando hai iniziato lei a fare il pizzaiolo? 42 anni fa. E ho insegnato a mio fratello, però mi ha superato. Cioè, tu vuoi dire che tu eri il maestro di Manolo e lui ha superato, l'allievo ha superato il maestro. Se volete mangiare una buona pizza, ve lo consiglio, porto sempre i miei amici qua a mangiare, da Strano ma Vero e anche alla Voglia di.